L'U7 Pedemontana è nata grazie alla forza del territorio, dei sindaci, dei tanti amministratori locali che hanno investito in questo progetto. Noi come Regione ovviamente l'abbiamo portato avanti e abbiamo investito molto nel corso di questi anni. Un'azienda, quella pedemontana, nata per rispondere alle esigenze di un territorio unico nel panorama del Veneto. Un'azienda voluta da questo territorio che ha dimostrato di saper riunire le forze per convergere su di un obiettivo. E ora la sanità dell'ULSS 7 è dilaniata da tensioni, decisioni strategiche che creano risposte complesse, scelte spesso contestate da personale, cittadini, politica. Ecco di cosa c'è bisogno ora nell'azienda sanitaria. Quello che chiedo è di riportare un clima di serenità e tranquillità all'interno degli ospedali, perché arrivano da 2 anni di pandemia, 2 anni ovviamente di trincea per gli operatori sanitari e sicuramente tutto quello che sta accadendo non fa il bene della nostra sanità. Serve tranquillità quindi, ma serve anche investire sulle eccellenze che la sanità della Pedemontana ha saputo attrarre in questi anni. Oggi abbiamo bisogno di tranquillità all'interno, di continuare ad investire sulle professionalità che ci sono e investire sui macchinari, perché ovviamente noi dobbiamo fare l'interesse dei cittadini, che è garantire una sanità di eccellenza. Quindi mi auguro che quanto prima si vada a ripristinare un clima di tranquillità all'interno di questa ULSS Pedemontana. Nonostante tutto, i medici, gli infermieri e gli operatori stanno garantendo uno standard molto alto nella qualità del loro lavoro e del servizio reso alla comunità. La qualità non viene mai meno, perché i professionisti sono sempre in prima linea, però capisco anche qual è il loro stato d'animo, perché vedere queste polemiche quotidiane sicuramente non fa il bene della sanità locale. Una situazione che non fa bene alla sanità della Pedemontana e che potrebbe portare, come già è avvenuto in alcuni casi, a una vera e propria fuga di primari, medici, operatori verso altri lidi più tranquilli. Un'emorragia che rappresenterebbe un impoverimento pericolosissimo per l'offerta sanitaria locale. E questa istanza dal territorio si aggiunge alle tante domande in attesa di risposta da parte dei vertici della sanità del Veneto.